Bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Partiamo da Pordenone. Questa mattina presidio unitario delle sigle sindacali davanti alla prefettura. Le parti sociali chiedono che nella legge delega sui contratti pubblici venga inserita l'obbligatorietà della clausola sociale. Importante perché garantisce ai lavoratori di mantenere il loro posto anche dopo la fine dell'appalto. Sono migliaia le persone interessate nella nostra regione, operano in mense, ospedali e nelle case di riposo. Il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha detto che si farà portavoce delle loro istanze. Daniele Micheluzzi. Oggi davanti alla prefettura di Pordenone un presidio dei sindacati, tema quello del DDL appalti, chiesto un incontro al prefetto di Pordenone Domenico Lione. Siamo con Daniela Duz, responsabile della Filcams di Pordenone. Insomma, che cosa chiedete oggi? Dunque oggi noi qui siamo a presidio unitariamente, Filcams, Fisascat e Wiltux, per chiedere al prefetto di inserire nel testo del DDL appalti, ovvero sia la legge delega al governo in materia di contratti pubblici, di chiedere appunto l'obbligatorietà della clausola sociale. Io voglio ricordare che il testo del DDL appalti è già stato votato il 9 marzo scorso in Senato, e questo testo prevedeva la facoltatività della clausola sociale. Noi invece qui chiediamo l'obbligo che deve essere inserito da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara degli appalti di servizi, in particolare ad alta intensità di manodopera. Ricordo che la clausola sociale è garanzia di continuità e stabilità occupazionale, e se non vogliamo che ogni cambio appalto possa diventare un momento in cui il rischio di perdita di posti di lavoro e quindi di licenziamenti e di perdita di reddito sia estremamente concreto, deve essere inserito l'obbligo della clausola sociale. Voglio ricordare che su tutto il territorio nazionale ad essere investiti sono circa 1 milione di persone, soprattutto donne con contratti di poche ore, quindi una condizione lavorativa che è già precaria, e se passasse la facoltatività della clausola sociale si precarizzerebbero ulteriormente questi rapporti di lavoro. Nello specifico questa clausola che cosa dice? È importantissima, perché la clausola sociale, se diventa obbligatoria, significa che il personale che esce da un'impresa, che perde l'appalto, deve essere obbligatoriamente assunto nell'azienda che subentra nell'appalto, perché sta nella natura degli appalti, che voglio dire ci sono delle scadenze temporali delle gare. Questi lavoratori e queste lavoratrici, ripeto soprattutto, vedrebbero a rischio il proprio posto di lavoro ogni 4 anni o a 4-5 anni, o comunque ogni qualvolta vi è la scadenza dell'appalto. Mi lasci anche dire che le segreterie nazionali hanno già debitamente scritto ai ministri di competenza, al ministro del lavoro Orlando, al ministro Giovannini delle infrastrutture e al ministro dello sviluppo economico Giorgetti, all'ANCI e anche al presidente della conferenza Stato-Regioni, e in più la CGIL regionale ha scritto per allertare sulla questione a tutte le deputate e i deputati, senatori e senatrici eletti nelle circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia, ed anche al presidente della regione Federica. Che tipo di lavoratori sono? Chi è interessato da questo problema? I settori interessati per quanto riguarda la categoria che rappresento sono quelli della ristorazione collettiva, degli appalti, delle pulizie, delle sanificazioni e della vigilanza. Voglio anche ricordare che queste sono lavoratrici che svolgono un ruolo fondamentale a tutela trasversale della salute e sicurezza dell'intera cittadinanza, perché lavorano in siti sensibili come gli ospedali, le case di riposo, le scuole, gli uffici, i ministeri, tutti i luoghi ad alta frequentazione della cittadinanza tutta. Allora, lei è una lavoratrice che è interessata da questo problema. Di che cosa si occupa e perché spera appunto che ci sia questa introduzione dell'obbligatorietà di questa clausola? Io lavoro nelle pulizie di un ospedale, naturalmente in appalto, e sono fortemente preoccupata dell'eventuale cancellazione di questa norma, perché il nostro è un lavoro già di poche ore
pagate molto poco, e questo vorrebbe dire anche introdurre la precarietà nel nostro lavoro, che fino adesso almeno era garantito il posto, la continuità del posto di lavoro nei passaggi da un appalto all'altro. Diciamo che più o meno sono un po' più di 7 euro lordi l'ora. Queste sono le nostre paghe. Oltretutto ci sono stati, almeno nel mio appalto, anche dei tagli di ore, per cui un'ulteriore diminuzione dei nostri stipendi. Ed ora ci spostiamo a Pechino, dove da 10 anni vive, dove è rimasto nonostante la pandemia, Michele Lanari, architetto originario di Aquileia. Proprio la capitale cinese è al centro dell'attenzione a livello mondiale per il lockdown che rischia lo stesso che è scattato e del quale abbiamo visto le immagini a Shanghai. Vive a Pechino da 10 anni e dall'inizio dell'emergenza Covid non è più tornato in Italia nella sua Aquileia. Nonostante l'incertezza dettata da un virus di cui ancora non si conosceva pressoché nulla, l'architetto Michele Lanari, a differenza di molti connazionali, ha deciso di affrontare la pandemia proprio in quel paese dove tutto ha avuto inizio. Una scelta dettata dal lavoro, ma anche dalle poche garanzie di poter poi far ritorno nel paese del Dragone, dove il friulano ha fondato la sua impresa specializzata nella progettazione di scuole e asili. Dall'inizio della pandemia, nel 2020, gennaio 2020, non sono più tornato in Italia, vivo a Pechino ininterrottamente, con un po' di nostalgia per il nostro paese. Nell'ultimo anno Lanari si è sottoposto a 3 vaccini cinesi Sinovac, scarsi i contatti ricevuti con la Farnesina, così come sono stati sporadici i voli attivati fra l'Italia e il paese del Dragone. Sinceramente non abbiamo avuto molti aiuti o informazioni dalla Farnesina, siamo soprattutto in contatto con le autorità cinesi e con i nostri amici o con chi è tornato per vedere le esperienze personali e scambiarci delle opinioni su come fare. I viaggi in Cina sono molto difficili, quindi in tutto questo tempo non mi sono mai fidato a tornare. Ho molti amici o altre persone che conosco che poi hanno avuto serie difficoltà nel rientro, magari tardi di 6 mesi, un anno, per poter ritornare. E la cosa più difficile probabilmente è infatti il biglietto aereo. L'Italia offre, sinceramente, a differenza di altri paesi come la Germania e la Francia, offre sporadici voli a prezzi molto molto alti, parliamo di 4.000-6.000 euro. Qualcosa ha fatto la Camera di Commercio, ma dal 2020 ad oggi ha organizzato credo 2 voli. La Germania ne organizza uno ogni 2 settimane, 3 settimane credo. Dopo il lockdown imposto nell'ultimo mese a Shanghai, sotto la lente c'è la megalopoli Beijing. Proprio a Pechino, reduce dai Giochi Olimpici invernali, sono stati avviati nell'ultimo mese 3 test di massa per scongiurare nuovi focolai Covid. Oltre 21 i milioni di cinesi tamponati, ma al momento le positività emerse sono poco più di un centinaio. Un'inerzia che comunque ha portato il governo della Repubblica Popolare Cinese ad avviare alcune misure di controllo nei luoghi pubblici più frequentati e a prevedere fino al 4 maggio la chiusura dei cinema e il divieto delle consumazioni all'interno di bar e ristoranti. La situazione in questo momento è senz'altro un po' tesa, anche visto la situazione di Shanghai. A Pechino i numeri sono adesso su centinaio e più di contagi, però per il momento ancora hanno preso, diciamo, solo delle contromisure abbastanza leggere. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Penso che molto dipenderà da come andranno le cose nella prossima settimana. Dal 5 maggio inoltre gli abitanti di Pechino dovranno presentare un test Covid con esito negativo per accedere nei locali pubblici, per partecipare a eventi sportivi e a viaggi di gruppo, con l'aggiunta ad un certificato che documenti che si sia completato il ciclo vaccinale. Dopo l'esperienza di Shanghai,
A Pechino probabilmente vedremo cosa succederà. In generale l'attitudine del governo cinese è per quello che ho potuto vedere, è di fare delle prove e in base ai risultati di aggiustare i requirement che verranno imposti. Penso Pechino è la capitale, quindi senz'altro ci sarà una particolare attenzione su come muoversi e su quali limiti imporre alla popolazione. Andiamo in diretta a Udine, a Palazzo d'Aronco, dove c'è per noi Isabella Gregoratto che sta seguendo i lavori della Giunta Comunale. Buongiorno Isabella. Buongiorno Alessandra, in questo momento qui a Palazzo d'Aronco sono con l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, che ci parla di una novità legata al premio Nonino, perché per la prima volta ci sarà un evento particolare dopo anni in sostanza. Ecco, sì, esattamente. Ritorna il premio Nonino a Udine sabato prossimo nel pomeriggio. La mattina c'è la grande festa per Cotto presso l'azienda e nel pomeriggio chi volesse incontrare e conoscere più a fondo i vincitori, che sono 4, 2 statunitensi e 2 italiani, del premio Nonino, può accedere al castello liberamente e gratuitamente. Bisogna solo prenotarsi al numero di telefono che è indicato, comunque quello dei civici musei, ecco, indicato nel sito anche del comune. Lì ci sarà alle ore 18:30 il giornalista Giancarlo Loquenzi, che molti forse conosceranno perché seguono la trasmissione Zapping, che intervisterà i 4 vincitori, e quindi un modo per conoscere, un modo per ribadire questa profonda colleganza e questa unione tra la città di Udine, il premio Nonino, un premio che mantiene fede alle proprie radici friulane, e Udine è il capoluogo del Friuli, ma allo stesso tempo guarda attorno nel mondo, e quindi siamo grati anche alla famiglia Nonino per la proposta che ci ha formulato, che il sindaco ha subito accolto, e quindi siamo lieti di ospitare il premio a Udine. Ecco, tra l'altro avrete messo a disposizione il bus navetta. Sì, c'è un bus navetta, ecco, per coloro che volessero accedere più agevolmente appunto al Colle del Castello. Si parte da Piazza Libertà, ringraziamo Arriva Udine che mette a disposizione gratuitamente questo servizio. E poi oggi in conferenza stampa avete parlato di un lascito Antonio Beretta di Porcia. Un lascito che riguarda la biblioteca, o perlomeno gli stemmi che sono raccolti in biblioteca. C'è una dotazione di 20.000 euro che il conte Antonio Beretta, che è scomparso nell'ottobre dell'anno scorso, ha voluto mettere a disposizione della Biblioteca Civica di Udine per catalogare, riordinare, ma anche digitalizzare e rendere fruibili online questi stemmi araldici, 700 e più famiglie friulane, che sono raccolte anche in memoria del nonno Fabio, del conte Fabio Beretta, nell'ambito di quello che è questa ricca collezione del Torso, e quindi grazie al conte Antonio e grazie anche alle figlie, che sono state molto disponibili per questa opportunità che danno al comune di utilizzare questi soldi e valorizzare questi stemmi alardici. Tra l'altro sono delle opere bellissime. Ecco, io invito anche coloro che non fossero degli esperti a recarsi presso la biblioteca per conoscere, prendendo appuntamento, perché sono delle opere, davvero delle piccole miniature delle grandi opere d'arte. Ecco, in chiusura di collegamento abbiamo l'assessore allo sport Antonio Falcone per ricordarci un evento. Sì, un evento molto importante organizzato a 3 mani, perché è stato fatto assieme alla prefettura, al CONI e anzi all'Udinese, quindi a 4 mani. È un evento calcistico che verrà, praticamente ci saranno la nazionale attori, la nazionale prefettizia. Fra gli attori avremo Pasotti, Mattioli, Balzo, che è un attore locale, avremo poi una delegazione di vecchi giocatori dell'Udinese e non solo, ci saranno anche dei sportivi di altri sport, praticanti altri sport come Cavalli, come Ruberti. Sarà un quadrangolare all'insegna della beneficenza. Sappiamo che il Friuli si è sempre messo in evidenza per la solidarietà, ci auguriamo che sabato ci sia tanta gente a sostenere le associazioni destinatarie di questi incassi. Bene, ringraziamo anche l'assessore allo sport Antonio Falcone. Qui da Palazzo d'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Isabella Gregorato per questo collegamento. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con A Voi la Linea. È stata presentata questa mattina nella Casa della Contadinanza, nel piazzale del Castello a Udine, una nuova società consortile, naturalmente da latte friulano. Vede riunite 13 aziende che lavorano latte ottenuto in Friuli con forniture alimentate da circa il 30% delle stalle attualmente in attività sul territorio. Diversi gli obiettivi, a partire dalla salvaguardia della produzione del latte, ma anche delle stalle, a tutela del benessere animale e della sostenibilità. Ha seguito per noi la presentazione Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo al Castello di Udine, a 2 passi dalla Casa della Contadinanza, dove è stato presentato naturalmente da latte friulano. È un'aggregazione di 13 soci, 8 hanno sede nell'Udinese e 5 nel Pordenonese a capo di caseifici, 3 operano in zona di montagna e per obbligo statutario tutti i soci assicurano che almeno il 75% delle attività lattiero-casearie e delle lavorazioni è ottenuto da latte munto nel territorio regionale. Ma adesso andiamo a sentire il presidente di questa aggregazione e l'assessore Zanier. Presidente Trevisanut, naturalmente da latte friulano, ci può spiegare in breve che cos'è? Beh, si spiega già da sé, naturalmente da latte friulano, cioè noi abbiamo voluto esprimere la naturalità del prodotto che è il latte e chiaramente abbiamo voluto unirlo al territorio che è il Friuli Venezia Giulia. Chi fa parte di questo progetto? Di questo progetto fanno parte 13 aziende, 8 site nella provincia di Udine e 5 nella provincia di Pordenone, e di queste 13 sono siti in zona montana 3 aziende. Che forza avete? Abbiamo una forza pari più o meno al 20% del latte munto giornalmente in Friuli Venezia Giulia. Il ruolo della regione quale sarà? Qual è? Nella realtà credo sia il ruolo iniziale, perché se voi fate caso a un percorso che abbiamo iniziato in autonomia come amministrazione regionale con una norma che dava la possibilità di realizzare progetti aggregativi nel sistema della trasformazione, purché ci fossero alcune condizioni rispettate, ovviamente le aziende regionali che utilizzavano il latte regionale, ma con un minimo rispetto al quantitativo totale della regione del 15%. È piccolo e ancora bello? Piccolo e ancora bello, e qui vediamo che il piccolo c'è, perché nessuna azienda si fonde. Piccolo rimane, permane, ma mette assieme quelle parti che non possono essere gestite in autonomia. Quindi è un piccolo e un grande assieme. Questo penso sia lo schema più intelligente che si poteva costruire. Senta, concludendo, che risposte può dare la Regione alle aziende che dicono il costo, il latte ci viene pagato ancora troppo poco? Ma allora, noi giovedì 5 abbiamo un incontro con tutta la filiera, dalla distribuzione fino al mondo allevatoriale, perché gli interventi diretti in questa materia non sono di competenza dell'amministrazione regionale, quindi noi sui costi non possiamo intervenire. Attendiamo un provvedimento statale che abbiamo sentito nell'aria essere addirittura di arrivo, però fino a che quello non arriva dobbiamo fare quell'opera di sensibilizzazione, perché c'è necessità di una ridistribuzione sostanzialmente dei valori all'interno della filiera, per un motivo molto semplice. Il primo soggetto che determina la sua soccombenza rispetto a questa crisi è il mondo dell'allevamento. Se l'allevamento va in soccombenza, semplicemente chiude e quella stalla non si riapre più. Dopodiché è ben bello parlare di DOP, di prodotti fatti con il latte regionale, ma se le nostre stalle chiudono non avremo più nulla da trasformare e da produrre. Per cui ci sarà necessità di un lavoro da parte di tutti, dove ognuno si fa carico di una quota di questa problematica enorme, che sappiamo che non sarà gestibile solo con le nostre forze, serviranno altri interventi, per riuscire perlomeno a dare quella boccata di ossigeno e sperare che questo periodo sia il più breve possibile. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.